Poco meno di un locale da ballo su 3 non sopravviverà alla crisi del Covid. Ancora in attesa di una data certa di ripresa dell'attività, nel veneziano il SILB, l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, si trova a contare le tante realtà che non ce la faranno. Nel 30% dei locali non riapriranno più, per cui già questo, voglio dire, la dice lunga, soprattutto in zone con vocazione turistica come le nostre, dove il divertimento è un'offerta, un contenuto importante, è venuto meno e abbiamo visto poi che hanno ballato in giro dappertutto, sulle piazze, in tutti i locali e nei luoghi deputati a questo non hanno ballato. Anche questo per noi è incomprensibile, visto che di ristori non ce ne sono stati e a tutt'oggi non abbiamo neanche una data, una certezza della nostra riapertura delle nostre attività. Non solo il settore delle imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo ha alle spalle una crisi profonda dovuta alla lunga chiusura, ma si trova anche di fronte ad un futuro segnato ancora dall'incertezza. Rispetto alla politica ormai la fiducia è venuta meno. Martedì siamo all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri che dovranno decidere ancora una volta sulla base del CTS, cioè del Comitato Tecnico Scientifico, che già 15 giorni fa avevamo firmato un protocollo per la nostra riapertura, ma la politica si è messa di traverso purtroppo e a tutt'oggi non abbiamo ancora una data per poter riaprire.